Hai prestato servizio in chiesa Sì, 35 anni c'era. e adesso non lo fai più. No, no, vado una volta ogni mese. Ti ricordi quali erano le cose che facevi e dovevi fare da sola? Preparavamo la chiesa, cambiavamo le tovaglie, la domenica per le feste c'erano le tovaglie di tutti i giorni, feriali, poi c'erano le tovaglie per la domenica, poi c'erano le tovaglie per le feste, per Pasqua, per Natale, Cosa Gloriosa, per le prime comunioni e per le cresime. Quelle erano riservate solo per quelle cerimonie. Ascolta, invece i santi, per esempio le Madonne, per ogni ricorrenza venivano vestite in maniera diversa e adornate di gioielli in Sì, maniera diversa. certo, c'era per Pasqua, posso incontro, quella è vestita con il vestito, il manto celeste e il velo e non si mette niente. Niente Prima mettevamo una mela, non so che significato aveva, la mettevamo una mano. E poi dopo, piano piano, magari dopo 20 anni o 25 che c'ero, il sacerdote che c'era aveva detto questo non ha nessun significato, perché mettete la mela? E io gli avevo detto, allora dopo 20 anni c'era detto che non c'aveva significato. E poi ci aveva spiegato un po' di Adamo ed Eva, che dice che era per quello, però non per la mela, logicamente. E poi non l'abbiamo più messa. La Madonna Deserti Dolores ci aveva il vestito nero, con il velo nero, e quella la portavano in processione il venerdì santo, Com'era vestita? vestita tutta di nero. E aveva qualche gioiello? No, 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 stavo andando a cercare il figlio, proprio il venerdì santo alla via Crucis nelle vie del paese. E invece l'Assunta come L'Assunta c'ha il vestito tutto ricamato, proprio bello, antico. E poi quando c'ero io preparavamo la culla con dei cerchi, mettevamo i fiori con dei fiocchi legati ai lati dei cerchi e poi lì c'aveva tutti gli anelli, 10 anelli e 5 parti altre, poi aveva una bella collana d'oro, orecchini, spille antiche ed era ben ornata di tutte queste orerie, diciamo, e argento. E aveva anche i sandali? Sandali d'argento, la corona d'argento, Sandali e corona. uguale, la corona e i sandali in argento. Va bene, invece Santa Maria Candela, Santa Maria Candela c'ha il vestito adesso da tutto, uguale, solo che mettiamo la candela con il fiocco, c'ha Gesù bambino, ce l'ha nella mano, seduto Gesù bambino, con il rosario e la candela, basta, non altro. gioielli niente. No, gioielli no. Santa Rita invece? Santa Rita il 24 maggio, lei la preparavamo con i scrapovarius. Cosa sono? Sono quelli d'argento con i fiocchetti, ne ha molti, ne ha tanti, Di che forme? in forma di cuore, E sono d'argento. sì. E una rosa bianca, con il crocefisso, in mezzo al crocefisso mettevamo la rosa bianca di Santa Rita. Crocefisso d'argento? No, di legno, sempre di legno ce l'ha. Santa Lucia invece? Santa Lucia aveva sopra le mani e gli occhi. Cosa vuol dire? Sopra le mani mettevamo gli occhi di Santa Lucia, gli occhi d'argento. Penso che ci siano ancora, non lo so. E aveva anche qualche altro oggetto? No, no, Santa Lucia no, solo gli occhi in una mano, basta, non aveva altro. E per Sant'Isidoro invece ti ricordi? Sant'Isidoro, quando preparavamo, mettevamo, non me lo so, mettevamo ai buoi, Anche il sabbio. non me la ricordo, adesso che abbiamo detto. Adornavate anche i buoi, quindi non Sì, solo... i gutturagas mettevamo nel collo dei buoi, e un mazzo di spighe a Sant'Isidoro, basta,
Non si metteva nient'altro. No, no. E Sant'Antonio invece? Sant'Antonio un giglio bianco e basta. Ascolta, se c'era qualcuno che faceva chiedeva qualche grazia in passato. Quello lo mettevano a Sant'Antonio, a Sa Gloriosa, i piedi. Se io chiedevo una grazia, se mi facevo male un braccio, un piede, o mi sono ammalata il cuore, poi mi sono guarita, dicevo, mi ha fatto un miracolo Sa Gloriosa, e compravo oppure un cuore oppure una gamba di cera. Però adesso non si usa più, l'hanno eliminata tutte queste cose. No. E si appendevano il giorno Sì, della... sì, il giorno della festa si appendevano. Sì. Ascolta, quando voi vestivate la Madonna per tutte queste feste, dovevi essere tu da sola insieme a un'altra aiutante? Noi eravamo in due. Eravate in due? Sì, E non sì. poteva entrare nessuno? Quando preparavamo l'incontro no, e manco con Santa Maria Candevas, perché non è fatta ancora di legno, c'ha 3 piedi di legno, c'è solo la pace, e quindi non volevano far entrare nessuno per non vederla. Durante l'elevazione tu reciti una preghiera in sardo? Io sempre sì la recito. E ce la puoi recitare? Sì. La Santos a Santos, ante do caos, o Filho de Deus, nesta vexaus, o Filho de Deus e de Maria, se srava s'anima mia, come ti statiche tanti battiata, s'anima mia si è sravata. E poi ne dice anche una quando entri in chiesa. Quando entro in chiesa, c'è con terra può toccare, come è d'avvertimento, sia da lavare sul Santissimo Sacramento. E ti ricordi anche una che recitavate, una preghierina che facevate in casa quando andavate a letto? Sul letto mio dei 4 danche, se 2 croca e 4 santi, 2 su pesa e 2 su coca, Nostro Signore ci sia sempre pronto. Ecco, grazie zia Gianna. Niente.